Pietro Lotto, allenatore della Gattopardo, malgrado la sconfitta avete fatto una bella figura, ci sono molti giocatori, e specialmente di coloro che hanno giocato molto bene. Sì, accettiamo la bella figura, però quello che interessava era il risultato è andato male, per una partita a tratti giocata bene i primi 20 minuti, da considerare che c'erano 8 undicesimi nuovi rispetto alla scorsa settimana, dobbiamo lavorare tanto se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. E come hai trovato questo Akragas dopo tante stagioni di Serie C? Beh, vedere l'Akragas in promozione fa un po' di senso, perché non merita queste categorie, è un capoluogo di provincia, ha fatto la C l'anno scorso, merita categorie superiori sicuramente. La vostra squadra è venuta abbastanza carica, i ragazzi si sono mostrati molto sensibili al gioco dell'Esseneto. Ripeto, siamo venuti carichi, ma dopo il gol ci siamo disuniti e di conseguenza il rigore ci ha fatto finire proprio la partita, ci siamo disuniti completamente. Però purtroppo sono cose che capitano nel calcio, è un infortunio involontario. L'importante era prendere 3 punti in questa sosta, abbiamo 3 settimane per poter recuperare qualche giocatore acciaccato e cercheremo sempre di fare la nostra parte in questo campionato che sta diventando un pochettino più difficile rispetto a quanto immaginavo. Sì, ci sono 2 squadre avanti che stanno correndo, però li dobbiamo affrontare in casa. Noi pensiamo prima di tutto alla partita con Casteltermine, che è una buona squadra, e cercheremo di fare anche nostri questi 3 punti per cercare di scalare qualche posizione e arrivare il più avanti possibile. Mercato definitivamente chiuso dopo questi nuovi arrivi oppure ancora tra gli svincolati c'è qualcosa da prendere? Niente, noi con la società abbiamo ragionato anche col presidente, se c'è la possibilità di prendere qualcuno che fa il caso nostro va bene, ma senza doppione e senza perdere il nostro obiettivo, che è quello di fare un campionato di vertice, sì, però dobbiamo guardare anche l'aspetto economico. Seconda vittoria con la presidenza Bottone, è un buon auspicio? È augurale l'esordio, ma è un regalo per tutta la città il fatto che l'Akragas continui, il sogno Akragas continui, anche se qualcuno spesso con ironia dice vabbè, ma questa non è la vera Akragas, è olimpica, ancora c'è un po' di diffidenza in città, però olimpica è un secondo nome, il vero nome è Akragas e siamo orgogliosi che l'Akragas continui la sua storia qui ad Agrigento. Faremo il possibile durante questo campionato per fare un campionato di vertice, comunque non sappiamo se riusciremo a vincerlo perché il distacco con la prima specialmente è di parecchi punti, però i playoff non sono lontani, quindi il campionato ora c'è tutto il giorno al ritorno, abbiamo potenziato la squadra e la squadra, avete visto oggi, ci sono elementi anche di categoria superiore, gente che sa toccare la palla e per un palato fine come sono gli agrigentini abituati fino a qualche mese fa a vedere la Serie C, diciamo che ci sia qualche elemento di valore anche in una categoria così bassa, diciamo, è di auspicio. Speriamo che il pubblico si riavvicini, già oggi timidamente ci sono state molte più presenze rispetto al passato e questo piano piano dobbiamo fare sì che gli agrigentini capiscono che questa è la loro squadra, al di là della categoria in cui milita, lo ripeto sempre, altre piazze più gloriose, più importanti della nostra, mi riferisco a Bari, hanno avuto vicissitudini, sono precipitate dalla Serie A in Serie D, ma il pubblico è sempre presente al di là della categoria.